Uno degli argomenti ricorrenti dei miei video sul Friuli è la sua storia antica collegata all'impero romano e al patriarcato di Aquileia. Alcuni tasselli che riguardano questa storia e che in parte rischiano di essere cancellati dal tempo sono i castelli medievali di Cuccagna, Zucco e Partistagno, appartenenti a famiglie nobiliari che erano parte di un'unica giurisdizione nel Parlamento friulano medievale. La casata dei Cuccagna giunge in Friuli dalla Carinzia nel 1027 e in accordo con il patriarca Popone iniziò la costruzione del suo castello su una collina dell'attuale comune di Faedis. Nei secoli successivi i discendenti dei Cuccagna diedero origine ad altri rami familiari, tra cui quelli dei Zucco e dei Partistagno. La nuova famiglia dei Zucco costruì il castello qualche centinaio di metri prima, mentre quella dei Partistagno si insediò in un castello preesistente sulle colline dell'attuale comune di Attimis. Per salire al castello di Zucco e Cuccagna si prende il sentiero che parte dal borgo di Sant'Anastasia di Faedis. Qui ci sono dei cartelli che indicano il percorso e descrivono questi due storici monumenti. Il castello di Zucco si può raggiungere a piedi in circa 20 minuti. Il dislivello da superare si aggira attorno ai 105 metri. Il sentiero è percorribile con facilità ed è lastricato di pietre che costituiscono il percorso originario che porta ai due castelli. Arrivati ai piedi del castello di Zucco, il primo edificio che si incontra è la chiesetta castellana, edificata nel tardo Cinquecento da Gabriele di Zucco. Al suo interno c'è l'altare con la Madonna del Latte, posta tra i santi Giovanni Battista e Giacomo, risalente al secolo XIV. Proseguendo a lato della chiesetta si può raggiungere in circa 15 minuti il castello di Cuccagna. Il castello di Cuccagna costituisce un importante esempio di fortificazione medievale, non alterata nella struttura da successive opere. È stato parzialmente ristrutturato, ma questa opera di recupero storico è molto costosa e tutto il cantiere è fermo da anni. Il castello di Partistagno venne costruito intorno all'anno 1000 dai conti di Athens. Nel 1273 passò ai nobili Cuccagna di Partistagno.
Per arrivare al castello si parcheggia a Faris, in comune di Atimis. I cartelli predisposti suggeriscono di percorrere la stretta di Borgo Faris e di seguire il cartello e il sentiero che porta al castello. Noi abbiamo preferito, invece, utilizzare il parcheggio del monastero delle Suore Clarisse e proseguire a piedi sulla strada sterrata che raggiunge il castello dal lato opposto. A partire dal XVI secolo il castello venne abbandonato ed iniziò una sua lenta rovina. Oggi, dopo una consistente ristrutturazione seguita al terremoto del Friuli del 1976, il nucleo originario del castello è ben sistemato ed è visitabile all'esterno in qualsiasi momento. Accanto al castello è stata eretta la cappella nobiliare dedicata a Sant'Osvaldo, che conserva affreschi della seconda metà del Trecento. La parte interna è aperta al pubblico solo in alcuni periodi dell'anno. Chi è interessato è bene che verifichi i giorni e gli orari chiamando il cellulare indicato sul cancello d'ingresso. Il castello di Partistagno viene citato nel romanzo di Ippolito Nievo Le confessioni di un italiano.